Un tavolo tecnico sull'immigrazione ha riunito oggi in prefettura a Venezia i rappresentanti dei capoluoghi che gestiscono l'ospitalità agli immigrati. Contemporaneamente in Consiglio regionale è stata depositata una mozione per dire no all'istituzione di centri profughi in Veneto. La situazione oramai è al limite e in provincia di Belluno rischia di esplodere. Belluno oggi ha la percentuale più elevata di migranti e noi riteniamo che la disponibilità di tutti ci debba essere, perché il problema esiste e non possiamo far finta che non ci sia il problema c'è e va gestito, però va gestito in modo equo, per cui Belluno non si può accollare la quota più grossa di migranti di tutto il Veneto. Sappiamo che sono in arrivo sostanzialmente centinaia di nuovi migranti anche per la regione del Veneto, e dalla regione del Veneto andranno evidentemente smistati nelle varie province. Per questo motivo riteniamo che ci debba essere un criterio anche demografico nella ripartizione di queste persone. Massaro è stato il primo a lasciare il tavolo di coordinamento veneziano. Ieri alla notizia dell'arrivo di nuovi immigrati non sono mancate le polemiche. Per ospitare i profughi sarebbero state individuate 14 caserme dismesse in tutto il Veneto e una di queste si trova in comune di Auronzo, ma il sindaco Daniela Larese Filon non è stata informata. Una prassi, quella della mancata comunicazione tempestiva, che sta diventando rituale, che sta causando non pochi problemi organizzativi. Questi sbarchi ci sono da tempo, continuano e sappiamo che continueranno. È evidente che quello che è necessario fare per noi è una pianificazione della gestione di questa situazione molto complessa. Viceversa, qui la situazione oggi è gestita come emergenza, per cui dall'oggi al domani ti telefonano e ti dicono arrivano 200 persone. Questo non è più pensabile da gestire. Quanto all'iniziativa assunta in Consiglio regionale, nessuno vuole sul territorio i cosiddetti centri di accoglienza. Sulla stessa linea il sindaco di Belluno, che aggiunge un altro spunto al dibattito in corso. C'è una sola commissione per il Triveneto che gestisce lo status del rifugiato. Oggi le persone che arrivano ci mettono 8-10 mesi ad avere un appuntamento a questa commissione e se noi invece lo valutassimo nell'arco di una settimana, in una settimana la persona sarebbe rimpatriata se non ha lo status di rifugiato, o se ha lo status di rifugiato potrebbe ripartire per andare in Germania o in altri posti. Noi li stiamo trattenendo qui perché abbiamo una sola commissione. È una cosa all'italiana che va risolta al più presto.